Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi con cavalli di 3 anni. Partenza coi nastri sui 2000 metri, 1 Acis, 2 Argo dei Greppi, 3 Atlas Font, 4 Atos Griff, 5 Elison OP, 6 Avila dei Greppi, 7 Avion Daghi. Rapporto di scuderia tra i numeri 2 e 7. Cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con Acis veloce su Argo dei Greppi e Atlas Font, poi dietro il 6 di Avila dei Greppi, a largo è Atos Griff, mentre chiude il gruppetto Avion Daghi. Numero 1 Acis Rompe squalificato. Acis, rompe anche Atlas Font, rompe anche Avion Daghi. Numero 3 Atlas Font squalificato. In vantaggio è Argo dei Greppi davanti al 5 di Elison Numero OP. 7 Avion Poi Daghi all'esterno squalificato. Atos Griff. Numero 6 Avila dei Sono Greppi rimasti squalificato. praticamente in 3. Con in vantaggio Argo dei Greppi davanti a Elison OP e al largo il favorito Atos Griff. Siamo sulla retta di là con sempre in vantaggio Edoardo Baldi con Argo dei Greppi, all'esterno Atos Griff, poi lungo la corda il numero 5 di Elison OP. Insiste al largo il favorito, ma ormai a questo punto Edoardo Baldi decide di correre davanti col figlio di Exploit CAF. Siamo ormai a 1 chilometro, la curva viene passata in 15,5, cavalli davanti alle tribune, sempre col terzetto che Atos Griff alla fine se la fa praticamente tutta di fuori, nonostante siano in 3. Ancora Argo dei Greppi a condurre, 38 l'ultimo quarto, con sempre Elison OP a seguire i due duellanti. Addirittura rompe anche Argo dei Greppi e rimangono Numero in 2 2. Argo dei Greppi squalificato. Corsa da dimenticare, con in vantaggio ora Atos Griff, l'unico superstite è Allison OP che cerca di andare al suo inseguimento. Sembra quasi un race-off del campionato europeo, 2 cavalli. In vantaggio Atos Griff, seguito sempre da Elison OP. Retta di là in 15 secco con Atos Griff che va alla ricerca di un'altra vittoria, ci prova Allison OP a inseguirlo, ma ci sono ancora un paio di lunghezze di vantaggio. Curva svelta ancora in 15,3, retta d'arrivo con Atos Griff e Davide Nuti che rallentano un po' l'andatura, ma hanno ancora buon vantaggio e vengono a dominare nei confronti di Elison OP, non pervenuti gli altri. Quindi vittoria, la quinta consecutiva, la sesta in totale in carriera per questo figlio di Ready Cash della scuderia Furia. Il training è quello di Holger Ellert, la guida di Davide Nuti, la quota in chiusura di 1,51.